Ci ha raggiunto le Domeniche del Gusto Maurizio Urso, chef che adesso è in attivo dove? Beh, adesso siamo sempre in giro, adesso stiamo gestendo due situazioni, una su Siracusa che è il Vita e Vitello e una su Modica che è Torre d'Oriente, dove c'è appunto Giulia e Giovanni che seguono appunto la cucina del ristorante Torre d'Oriente di Modica. Ristoranti belli e anche ben quotati a livello di conoscenza, anche a livello di ristorazione. Ma sicuramente sono dei ristoranti che fanno sicuramente due cucine diverse, ma che comunque sono ad un livello medio-alto. Livello medio alto. Maurizio è sempre un po' modesto, poco fa mi ha detto sì, siamo amici, grandi amici, però io sono un semplice chef, un cuoco normale, invece non è vero, per me è uno dei migliori chef, non di Siracusa, non della Sicilia, per me è d'Italia e via dicendo. Oltretutto ho visto ultimamente che ti hanno dedicato forse anche una copertina sul giornale Media, La Madia Travel Food. Sì, abbiamo fatto un servizio con la Madia Travel Food, con un'azienda che tra altre cose è pugliese, che lavora molto bene, sono dei contadini che raccolgono loro la materia prima, la coltivano, le erbe scomparse, le verdure scomparse, le coltivano, le raccolgono ancora a mano, lo possiamo questo garantire perché l'abbiamo visto, poi vengono abbattuti in IQF, che è la nuova generazione forse dell'abbattimento, mentre prima avevamo gli abbattitori, adesso si abbatte con l'azoto liquido e il prodotto rimane intatto e quindi insieme agli stellati, noi non siamo stellati, il nostro capo Gianfranco Vissani è stellato, noi non siamo stellati qui in Sicilia, insieme agli stellati hanno voluto fare questo percorso di chef stellati in tutta Italia e noi siamo stati inseriti e per noi è stato un grande piacere poter collaborare con questa azienda. Benissimo, quindi diciamo soddisfazioni una dietro l'altro e Maurizio sicuramente insieme al suo staff, a Giulia e a Giovanni veramente se lo meritano perché sono ragazzi molto volenterosi e si dedicano anima e cuore a questo mestiere, lo fanno con passione. Bene, ringraziamo allora Maurizio, quindi ti aspetto volentieri per i campionati italiani di Latte Art che si terranno qua a Siracusa il 6 ottobre 2013 e dove ci sarà tutto dedicato a 360 gradi dal latte a cappuccini alla selezione dei campionati italiani per i ragazzi baristi che andranno alla finale a SIGEP nel 2014 e nel contesto ci sarà tutto dedicato sul caffè, dalla cucina. Quindi mi dovrai preparare qualcosa di particolare a base di caffè, ingrediente principale caffè. Ma sicuramente Giulia e Giovanni inizieranno le ricerche, inizieranno sperando che ancora siano in Sicilia perché loro vogliono emigrare, però questo ben venga, ma sicuramente inizieranno a studiare, magari torneranno, prenderanno un volo aereo, faranno il piatto benissimo. al caffè. Io vi aspetto volentieri all'edizione, quindi veramente ci vediamo a Siracusa.